Spaccio di droga e violenze sessuali all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. A Canicatti 32enne accoltella la madre che non vuole darle soldi. Operazione antidroga. A Messina usavano minori per nascondere la droga. Cantiere sulla 640, disservizi per gli automobilisti che non vengono informati e restano imbottigliati nel traffico per dei lavori fatti a singhiozzo. Ieri riunione della terza commissione del Libero Consorzio sulla crisi del comparto. Oggi sit-in provinciale in prefettura, il settore è piegato dalla crescita dei costi di produzione. A Realmonte premiati gli alunni che si sono esibiti davanti al Presidente della Repubblica Mattarella e consegnati strumenti musicali. L'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento vince un progetto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Spaccio di droghe e violenze all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara, l'Oasi di Emanuele. I carabinieri eseguono 7 misure cautelari, altri 5 sono indagati a piede libero. L'inchiesta è stata battezzata Dark Community, ovvero comunità oscura. Le indagini partono nel novembre 2020. Una donna ospite della struttura racconta di aver subito violenze sessuali e minacce come corrispettivo della vendita di sostanza stupefacente. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani presso il comando dei carabinieri della provincia di Agrigento per illustrare l'operazione denominata Dark Community che si è svolta a Favara. Infatti i militari della locale tenenza hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento a carico di 7 soggetti. I provvedimenti che sono stati adottati dal giudice su richiesta della Procura della Repubblica si distinguono come segue. 2 soggetti, un quarantenne e un cinquantenne originari di Agrigento, sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere. 2 soggetti, uno di 24 anni, originario di Agrigento, e uno di 47 anni, di Palermo, sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel territorio del comune di Agrigento. 2 soggetti quarantenni, uno di Favara e l'altro originario della Germania, sono sottoposti a divieto di dimora nella provincia di Agrigento, mentre un sessantenne di Favara è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'attività di indagine condotta dai carabinieri della tenenza di Favara e dalla compagnia di Agrigento è stata coordinata dal procuratore della Repubblica dottor Salvatore Vella e dal sostituto procuratore dottoressa Paola Vetro. È stata avviata nel mese di novembre del 2020, ha preso vita a seguito di diverse segnalazioni, tra le quali una richiesta di aiuto di una donna ospite della struttura che aveva denunciato di aver subito minacce e violenze sessuali reiterate come corrispettivo nella compravendita di sostanza stupefacente. I successivi accertamenti, composti dai carabinieri anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di definire meccanismi di funzionamento di quella che a tutti gli effetti si trattava di una struttura di piazza di spaccio. Il lavoro investigativo ha portato alla luce infatti una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta all'interno della comunità alloggio per disabili psichici denominata Oasi Emanuele, sita a Favara, abusando delle minorità fisica e psichica dei soggetti ospiti della struttura e destinatari della sostanza stupefacente. Le indagini hanno consentito altresì di accertare come gli indagati rifornissero di stupefacente gli ospiti della struttura con problematiche di tossicodipendenza di natura psichica e con la compiacenza anche in alcuni casi e la correità di responsabili e dipendenti dell'Oasi Emanuele. Allora, questa è l'ennesima attività di indagine portata a termine dalla tenenza di Favara, segno che la comunità favarese non viene mai lasciata sola dai carabinieri. Sentiamo il peso morale di stare costantemente vicini e reprimere qualsiasi tipo di reato, non solo di criminalità organizzata ma anche criminalità comune o reati predatori. In questo caso abbiamo perseguito reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, violenza sessuale, maltrattamenti e abusi all'interno di una comunità terapeutica per disabili psichici e tossicodipendenti. All'interno di questa comunità di Favara, invece di curare e riabilitare i pazienti, c'era una fiorente attività di spaccio, di abusi, di maltrattamenti e di ricatti che non poteva essere più tollerata
perché necessitava del nostro intervento. Le indagini sono durate 1 anno e mezzo, sia con attività tecnica che con videoriprese, abbiamo certificato tutto, appunto da divenire ieri all'esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare su 13 indagati totali, tra personale dirigente, operatori sociosanitari, spacciatori di Favara e della provincia di Agrigento. In questa maniera abbiamo fatto presente, abbiamo evidenziato ancora una volta che ci sono delle dinamiche nascoste alla visione dei più su Favara, ma per ogni attività che concludiamo ne riapriamo un'altra volta, come ho detto all'inizio, a tutelare tutta la comunità. L'indagine trae spunto da pregresse attività investigative svolte dall'Arma Locale di Favara e che vertevano su gravi dinamiche di spaccio di sostanze stupefacenti che purtroppo hanno visto coinvolta cadere nella rete anche la comunità Oasi Emanuele di Favara. È una comunità che dovrebbe vigilare e curare su soggetti affetti da patologie psichiche e con problematiche di tossicodipendenza e che in realtà all'interno di tale struttura abbiamo riscontrato gravi condotte di reato, nello specifico spaccio di sostanze stupefacenti posto in essere da pregiudicati favarese, da noti spacciatori favaresi che riuscivano a far accedere la droga all'interno della struttura e anche da ospiti della comunità e, cosa ancora più grave, dagli operatori stessi e i dirigenti della struttura. Come entrava la droga nella struttura? La droga accedeva all'interno della struttura con dinamiche particolari, con escamotage che siamo riusciti a far emergere grazie alle attività tecniche. E in alcune circostanze addirittura i pazienti si affacciavano al balcone, calavano il cosiddetto paniere e riuscivamo a riscontrare appunto scambio di sostanza stupefacente a fronte di denaro. Le immagini in alcune circostanze ritraevano appunto gli ospiti che subito dopo l'apertura dei pacchetti che venivano consegnati si occupavano dell'attività di confezionamento della sostanza stupefacente. La comunità continua a operare o avete preso dei provvedimenti? La comunità al momento è ancora attiva, anche se i dirigenti sono indagati per queste gravi ipotesi. C'è un amministratore? Sì, c'è un amministratore della comunità, sì, e al momento è attiva, poi ci saranno insomma ulteriori sviluppi a seguire. Chiede soldi alla madre e al rifiuto di quest'ultima la colpisce ad una mano con un coltello e le fa perdere anche un dente. Momenti di panico in un appartamento di Canicattì, dove una casalinga di 53 anni è stata aggredita dalla figlia, una disoccupata di 32 anni. La giovane è stata denunciata dai carabinieri della locale compagnia alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di minaccia e lesioni personali. «Dammi i soldi o ti ammazzo», avrebbe esclamato la figlia, e al rifiuto della madre si è armata di un coltello con una lama di 24 cm colpendolo alla mano. Il genitore è stato soccorso e portato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Secondo quanto ricostruito, non sarebbe neanche la prima volta che in quella casa si verificano episodi di tale tenore. Ampia operazione antidroga nel Messinese, 7 soggetti arrestati per spaccio a Faro Superiore. Il gruppo usava anche 2 minori per nascondere la droga. C'è il servizio. All'alba di oggi i carabinieri della compagnia Messina Centro hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della DDA della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. Nei loro confronti il giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'ordinanza cautelare scaturisce dagli esiti di un'attività investigativa condotta dal nucleo operativo della compagnia di Messina Centro, da cui sarebbe emersa l'operatività di un sodalizio criminale dedito allo smercio di sostanza stupefacente del tipo marijuana a Messina e principalmente nel villaggio di Faro Superiore.
Gli indagati, evidenziano gli investigatori, agivano con disinvoltura, destando allarme tra i residenti, anche grazie alle segnalazioni da parte di alcuni cittadini pervenute ai carabinieri della stazione di Faro Superiore. È stata quindi avviata l'indagine, condotta con servizi di osservazione, attività tecniche, interventi e controlli, svolti dai militari del nucleo operativo e delle stazioni della compagnia di Messina Centro. Sulla base degli elementi emersi, gli indagati avrebbero posto in essere un'attività di spaccio in modo sistematico, organizzata con una base logistica, addetti allo smercio della droga e vere e proprie vedette. Gli appartenenti al gruppo si sarebbero avvalsi anche di 2 minorenni, figli di 2 sodali, per l'occultamento della droga. Durante lo svolgimento dell'attività investigativa che ha portato all'esecuzione del provvedimento cautelare, i militari dell'Arma avevano già proceduto all'arresto in flagranza di reato di 9 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel cui contesto sono stati sottoposti a sequestro circa 500 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e cocaina. All'esito dell'esecuzione della misura cautelare, condotta anche con il supporto di unità cinofile per la ricerca di droga, come disposto dall'autorità giudiziaria, 2 destinatari della custodia cautelare in carcere sono stati condotti presso la casa circondariale di Messina Gazzi. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione. L'ANAS improvvisa lavori e non informa la stampa, che potrebbe avvisare i cittadini. L'ultimo incubo riguarda il cantiere sulla 640. Eugenio Caironi. Che i lavori si debbano fare non ci sono dubbi, anzi sarebbe ora che l'ANAS cominciasse ad installare anche le barriere di sicurezza, oltre a sistemare i giunti come si sta facendo sulla statale 640. Intanto è inspiegabile come proprio dall'ANAS non arrivino i comunicati stampa sull'inizio di questi lavori e sulla presunta fine, così come avviene per le altre località. Qui dalle parti di Agrigento, invece, tutto è lasciato all'improvvisazione, con il solito semaforo e la coda lunghissima che altrove verrebbe segnalata nei notiziari giornalieri sulla viabilità. Da noi non succede neppure questo, perché il nostro è un territorio mai tenuto nella giusta considerazione. La triste vicenda del ponte Petrusa è una conferma del modus operandi. Ma torniamo ai lavori per la sistemazione dei giunti sulla 640, ripresi dopo alcuni giorni, che stanno creando disagi sopra disagi per la circolazione, con il famigerato semaforo che sta diventando un vero e proprio incubo, con gli operai che non lavorano il sabato e svolgono gli orari di un normale cantiere. Perché non c'è nessuna urgenza di ripristinare la normalità, tanto a chi può interessare l'esasperazione dei cosiddetti utenti della strada agrigentini. E così si continua a vivere alla giornata e l'ANAS lo sa. Sit-in di protesta davanti alla prefettura di Agrigento di aziende agricole e sindaci, una manifestazione provinciale a tutela dell'olivicoltura e più in generale di tutto il comparto agricolo, settore piegato dalla crescita rilevante dei costi di produzione. Arturo Cantella. Si è svolto stamani l'incontro in prefettura tra i sindaci dell'Agrigentino e il prefetto Maria Rita Cocciufo, una rappresentanza di olivicoltori della nostra provincia che da diverse settimane protestano per il caro olive. Il prezzo è troppo basso dell'olio extravergine di oliva e minacciano di non iniziare addirittura la raccolta lasciando il frutto nella pianta, nella speranza che arrivino risposte certe e proposte da presentare al prossimo governo sia regionale che nazionale. L'evento di oggi segue quello di lunedì. Difendiamo le nostre famiglie con tutta la nostra energia, che ha visto diverse categorie produttive scendere in piazza sempre davanti alla prefettura per protestare contro il caro bollette che sta provocando gravissime problematiche per tutto il settore. Noi siamo tutti sindaci qui a sostegno del comparto agricolo, specialmente del settore olivicolo, per cercare di dare sostegno a queste imprese che rischiano il collasso. Se non ci sono degli interventi urgenti da parte della Regione, da parte dello Stato centrale, noi rischiamo di perdere le eccellenze di questo territorio.
perché in questo territorio si producono eccellenze come le pesche di Bevona, come le arance di Ribera, come l'olio del Val de Mazzara, quindi bisogna che ci sia un intervento urgente e lo chiederemo al nuovo governo regionale e al nuovo governo nazionale affinché gli agricoltori abbiano la possibilità di produrre e di portare il reddito nelle proprie famiglie. Noi viviamo in un territorio dove la maggior parte di famiglie vive d'agricoltura e quindi dobbiamo sostenere queste famiglie per non far partire i giovani verso il nord. Assolutamente, Santo Stefano Quisquina, tra l'altro terra di eccellenza agroalimentare, vuole essere al fianco dei nostri agricoltori. Un prodotto di eccellenza come l'olio extravergine di oliva non può essere mortificato in questo modo. Oggi c'è il grande tema della bollettazione, il grande tema dei costi energetici che assolutamente sta mettendo in ginocchio le nostre realtà produttive. Gli enti locali, i comuni, siamo al fianco degli agricoltori, ma è inequivocabilmente è chiaro che i nostri governi regionali e nazionali, di cui auspichiamo immediatamente la costituzione, diano risposte normative, risposte certe e risposte celeri alle nostre aziende. Siamo in ginocchio, siamo in difficoltà, potrebbe essere veramente il colpo mortale per la nostra economia e per i nostri comuni già che sono alle prese con parecchie criticità. Lo abbiamo detto 1000 volte, siamo in tema di calamità istituzionale. Oggi questo potrebbe essere una crisi sociale dai risvolti veramente molto negativi. Sicuramente abbiamo una piattaforma rivendicativa che porteremo all'attenzione del governo regionale e del governo nazionale. L'agricoltura è in ginocchio già da tempo, questi rincari dovuti a queste cause, alla guerra e a quant'altro, a una situazione economica particolare, sta portando in ginocchio gli imprenditori agricoli. C'è il raddoppio del costo del gasolio agricolo, c'è il raddoppio del costo dei concimi, c'è il raddoppio quasi del costo della manodopera. A questo si aggiunga anche che i prezzi dei prodotti agricoli, in questo caso l'olio, non vede invece aumentare e quindi pertanto per gli agricoltori diventa complicato poter fare reddito. Addirittura si pensa che non si voglia raccogliere l'olio quest'anno, cioè le olive. Gli imprenditori agricoli sono arrivati a questo punto di esasperazione tale che piuttosto rinunciano alla raccolta delle olive perché se devono affrontare delle spese, dei costi per non avere ricavi, tanto vale lasciare le olive attaccate all'albero. Questa è una situazione drammatica. Chi di competenza deve intervenire perché dobbiamo assolutamente aiutare un settore produttivo come quello agricolo che è da traino per tutta l'economia della nostra provincia e per i nostri territori. A dire la verità, da molti anni abbiamo grosse difficoltà a riuscire a fare quadrare i bilanci delle nostre aziende. Il settore agricolo alla produzione spesso lavora in perdita, in pareggio o comunque con margini bassissimi che non consentono quindi il potenziamento e lo sviluppo delle aziende. Con i nuovi fatti che tutti conosciamo, chiaramente le aziende in questo momento sono ferme, siamo fermi, non siamo più in grado di raccogliere, non siamo più in grado di produrre perché non riusciamo. I costi sono alle stelle non solo dell'energia, non solo del gasolio, ma anche delle materie prime. Quindi obbi torto collo siamo costretti a fermarci, al di là della scelta, al di là della lotta, al di là di richieste vere e importanti per salvare questa società, siamo totalmente fermi. Anche la Puglia si è fermata nella raccolta dell'uva, tutto il territorio di Canicattì, Mazzarone e tutto il territorio dell'olio, il grano è in grande difficoltà. Ormai diciamo che il tessuto produttivo primario, che è l'agricoltura, è completamente in ginocchio e non ha più speranze. Non siamo in condizioni di andare avanti. Ecco perché continueremo. Oggi è il primo appuntamento con le istituzioni. L'obiettivo è fare comprendere che non ci sono più le condizioni per portare le aziende avanti. Se riescono a capire bene e se riescono a trovare qualche soluzione, diversamente non ci rimane che protestare, continuare a protestare perché dobbiamo salvare le nostre famiglie. Non è più quindi una lotta di categoria, ma è una lotta di popolo. Sappiamo tutti che anche commercianti e artigiani ormai la crisi è chiara e riguarda tutto il tessuto sociale. Quindi potenzieremo le azioni rivendicative nel caso in cui non arriva una risposta chiara dai governi regionali, nazionali ed europei. Non siamo più nelle condizioni di produrre.
Sviluppo strategico e viabilità. La terza commissione del Libero Consorzio di Agrigento si riunisce per discutere della crisi del comparto agricolo. Vediamo. La terza commissione oggi si è riunita qui al Libero Consorzio su importanti tematiche che riguarderanno appunto il comparto agricolo. Quali le novità a chiusura di questo incontro, Sindaco? Insieme con i colleghi che compongono la commissione, che ho il privilegio e l'onore, grazie alla loro stima, di presiedere, ci siamo convocati con estremissima urgenza, perché l'emergenza che stiamo vivendo in questo momento è assai drammatica. Il settore dell'olivicoltura e vitivinicolo, ma dell'agricoltura in generale, sta vivendo una emergenza forse come quasi non mai, perché da un lato stanno aumentando i costi di produzione dovuti all'aumento del costo delle materie prime, dall'altro vi è un abbattimento del prezzo di vendita. I nostri territori, ma non solo la provincia di Agrigento, ma la Sicilia e il meridione d'Italia, vivono prevalentemente di agricoltura ed è pertanto necessaria la massima attenzione per ridare dignità e futuro a un settore portante della nostra economia. Abbiamo condiviso con i colleghi presenti, eravamo praticamente presenti 6 su 7, e abbiamo condiviso un documento all'unanimità e sta per partire una richiesta di istituzione di un tavolo tecnico dove saranno presenti i territori e dove chiediamo la presenza del governo regionale, del governo nazionale e delle istituzioni europee competenti. Non si può rimanere inermi e silenti di fronte a una crisi così forte. Rischiamo veramente da un lato l'emergenza sociale, ma anche lo spopolamento dei territori. Investire in agricoltura significa salvare l'economia del meridione, ma significa anche tutelare l'ambiente. Significa dare un futuro a questa terra e le istituzioni non possono sicuramente rimanere inerti. Il Libero Consorzio e la terza commissione in particolare hanno ritenuto di essere e di esercitare quel ruolo di area vasta che è indispensabile per rappresentare le esigenze collettive del nostro territorio. Sindaco, un'importante riunione della Commissione oggi che è propedeutica all'iniziativa degli olivicoltori della montagna per la manifestazione che ci sarà, che c'è stata, e l'incontro col prefetto. Sì, domani chiederemo a Sua Eccellenza il Prefetto che sia istituito un tavolo tecnico a livello provinciale, regionale e nazionale per chiedere che sia dato un ristoro ai nostri olivicoltori, perché il comparto è in ginocchio, c'è un'emergenza sociale e economica, le olive rischiano di rimanere senza un prezzo ed è importante che sia dato un ristoro sia per quanto riguarda la molitura e quindi la parte elettrica, della copertura, diciamo, delle spese ulteriori che avranno sia i frantoi che i produttori, perché c'è l'aumento del gasolio, l'aumento della manodopera e alla fine, per quello che è il prezzo dell'olio, i nostri contadini rimarranno senza reddito. Questo mancato reddito crea una crisi sociale ed economica senza precedenti, perché si lavora per non portare nulla a casa, e quindi chiediamo che il settore dell'agricoltura sia sostenuto con delle misure particolari di politica europea, garantendo un ristoro diretto alle imprese per continuare a vivere nel nostro territorio e a produrre l'agricoltura di qualità che va salvaguardata. Ecco, quindi noi sindaci siamo in prima linea perché sosteniamo la nostra gente che non può più emigrare, che ha il coraggio di continuare a vivere e a lavorare in un territorio che è veramente, diciamo, ormai al collasso, perché dopo la pandemia riceviamo quest'altro colpo di grazia, la siccità e altro, e quindi è importante sostenere i nostri contadini. Furto con spaccata a Canicattì ai danni del negozio di abbigliamento Calabrò. Con una Fiat Panda i ladri hanno sfondato la vetrina, si sono intrufolati all'interno e hanno portato via capi d'abbigliamento griffati. Scattato l'allarme antifurto, i ladri sono fuggiti lasciando la macchina lì, facendo perdere le tracce. Indagano i carabinieri della locale compagnia. Il danno è da quantificare. In Sicilia vi è una situazione anche drammatica, c'è stato un aumento del 70% degli infortuni sul lavoro ed un aumento anche degli infortuni con esito mortale. Ben 38 fino a settembre sono i morti sul lavoro rispetto ai 32 paragonabili allo stesso periodo del 2021. Noi che cosa chiediamo? Chiediamo che ci sia più attenzione da parte
di tutti, delle istituzioni, un impegno anche più forte da parte nostra. Chiediamo che tutte quelle aziende che accedono a dei finanziamenti, come per esempio quello del PNRR, possono in un certo senso investire in salute e sicurezza. È fondamentale strutturare percorsi formativi e di informazione a partire dalle scuole. È necessario il cambio culturale, è necessario che anche gli imprenditori cambiano cultura sulla sicurezza, perché è fondamentale che la sicurezza venga vista come un investimento produttivo e non come un costo, come una dinamica burocratica. Ormai sulla sicurezza si espletano solo aspetti burocratici e invece è importante formare continuamente le persone, soprattutto nel mondo del lavoro che cambia, nelle professionalità che cambiano costantemente e nella frammentazione del lavoro che ormai è quotidiano. Quindi sotto questo aspetto è fondamentale aprire un confronto col governo, con le istituzioni regionali. Noi a Messina abbiamo già lo scorso 6 aprile avviato un percorso con la prefettura che ha visto la sottoscrizione di un protocollo importante sul monitoraggio, ma servono anche ispettori, servono organi di controllo che lavorino su prevenzione e non su repressione. Non si tratta più di infortuni o incidenti, noi abbiamo detto che si tratta di omicidi. Ecco perché oggi vuole essere un ulteriore momento di riflessione, ma soprattutto di denuncia e di rilancio di alcune proposte sui temi della sicurezza. Non è ammissibile che ci sia una media di 3 morti al giorno, perché questi sono i numeri ufficiali, nonostante la grande visibilità di questa anche campagna che abbiamo portato avanti sia unitariamente sia anche come Will, che abbiamo lanciato la campagna Zero morti sul lavoro, in più le parole del Capo dello Stato di qualche giorno fa. Insomma, la situazione da questo punto di vista è davvero complicata e non possiamo, nessuno può distrarsi o far finta di nulla o limitarsi alle parole di condoglianze e di circostanza. Ad Agrigento ho presentato il progetto Liberi di esserci per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni. Vediamo. Si presenta oggi il progetto Liberci di esserci, un'iniziativa sicuramente interessante, quella del vostro assessorato, che mira a cosa, Assessore? Mira a un contrasto alle discriminazioni. Lo sportello, questo si tratterà di uno sportello, il progetto Liberi di esserci, uno sportello di accoglienza, di ascolto e di sostegno alle persone che sono vittime di discriminazioni per motivazioni di orientamento sessuale o identità di genere, ma anche aperto a tutte quelle persone che vogliono avere maggiore chiarezza, maggiori informazioni. Un passo importante di questo progetto è l'intesa con le scuole, perché credo che sia importante fare rete affinché molte persone che vengono discriminate o che subiscono violenza purtroppo non abbiano un brutto epilogo, perché come oggi leggeremo in questo convegno la lettera di un ragazzo che si è suicidato a soli 21 anni. Quindi questo sportello, che sarà all'interno del Palazzo Comunale, il Dipartimento delle Pari Opportunità l'ha voluto proprio all'interno del Palazzo di Città, perché deve essere l'istituzione a dare un segnale, ad essere presente, ad accogliere chi ha bisogno e chi subisce discriminazioni. Quindi speriamo che di questo argomento, questo è un tassello che mettiamo, se ne possa parlare di più, se ne possa parlare meglio e le istituzioni possano essere più vicine a chi viene discriminato. Maurizio Saieva della Saieva Ollus partecipa a questa partnership, in che modo? Quale sarà il compito della vostra associazione? Allora, noi parteciperemo a questo Liberi di esserci, a questo progetto che l'ente attuatore è il Comune di Agrigento. Noi parteciperemo con dei nostri esperti come educatori a servizio proprio della comunità, della cittadinanza e di tutte quelle persone fragili che avranno bisogno. Noi siamo veramente contenti di partecipare a questo grande evento, questo grande progetto per la città di Agrigento, affinché i servizi della Saieva Ollus si possano ampliare su tutto il territorio e proprio possono essere anche effettivi, reali nei confronti del cittadino. Quanto è importante l'iniziativa di oggi anche da un punto di vista, dal vostro punto di vista professionale? L'iniziativa di oggi è importantissima dal nostro punto di vista professionale, in primis perché nella nostra città è la prima volta che si affronta un tema così delicato, secondo perché sono state coinvolte, abbiamo voluto fermamente il coinvolgimento delle scuole, perché riteniamo, e questo è il mio punto di vista professionale, che inserire il seme della
conoscenza, piantare il seme della conoscenza nelle giovani generazioni è fondamentale, ragion per cui, perché sappiamo benissimo che la mancanza di conoscenza, non ignoranza ma mancanza di conoscenza, è alla base di tutto ciò che poi va, di tutto quello che è il substrato della discriminazione, e quindi è quello che con la nostra iniziativa oggi, vogliamo assolutamente scardinare, la discriminazione nei confronti di chi si ritiene socialmente diverso, mentre così non è. È questo quello che vogliamo instillare nelle nuove generazioni, e anche e soprattutto sarebbe veramente auspicabile nelle generazioni un po' più in là con l'età come la nostra. Sindaco, quanto è importante che il Comune di Agrigento si attivi per questa iniziativa? Sì, è un momento importante, oggi si porta avanti il progetto Liberi di Esserci, e devo ringraziare il mio assessore, la Roberta Lara, che ha creduto tantissimo in questo progetto stesso. È importante perché sempre la figura dell'essere umano è al centro di ogni cosa, in questo caso anche si parlerà anche di identità di genere, identità sessuale, argomenti purtroppo attuali e importantissimi. Penso che anche questo sia importante affinché la nostra società civile possa crescere e riprendere. Procuratore, quanto è importante questo progetto Liberci di Esserci, e lei sarà tra i relatori? Fondamentale, è una battaglia di civiltà, e finalmente Agrigento ha uno sportello di questo tipo per evitare le discriminazioni e tutelare i soggetti sicuramente più deboli di questa società, e quindi sicuramente una novità importante sia da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista... Se ne sente il bisogno, procuratore? Tanto, perché anche questi argomenti non sono distanti dalle nostre realtà. L'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento si aggiudica il premio del progetto Una rete per il Sud, obiettivo STEAM. Arturo Cantella. L'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento si è aggiudicato il primo premio come Best Team per le scuole del primo ciclo partecipanti alla maratona STEAM, che si è tenuta nei giorni 13, 14 e 15 ottobre a Marsala. L'evento ha visto il coinvolgimento di 1500 studenti, 130 scuole del progetto Una rete per il Sud, obiettivo STEAM, finanziato dal MIUR e coordinato dalla scuola Paolo Liceo Pascasino di Marsala. Nella suggestiva cornice del Teatro Impero, due ragazzi, Flavio Taibi e Siria Terrasi, della classe seconda E della scuola secondaria di primo grado del Plesso Fava di Monserrato, hanno convinto con il loro progetto l'illustre giuria. Il tema della challenge, in cui si sono sfidate le scuole di tutto il meridione d'Italia, è stata la progettazione di una smart city inclusiva a misura di donna, fatta di servizi, attività e best practice a favore della parità di genere. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Quasimodo si sono distinti tra le 40 scuole che avevano superato la prima fase, che si era svolta ad aprile 2022 sui temi dell'innovazione digitale e il gender gap. Lo scorso anno scolastico la scuola ha manifestato l'intenzione di partecipare a questa rete. È un progetto che è stato portato avanti da una scuola, da un liceo di Marsala, il liceo Pascasino nello specifico, rientra nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, ed è un progetto che mira a superare gli stereotipi del gender gap per quanto riguarda le differenze di genere. Tant'è vero che abbiamo l'acronimo STEAM, giusto per fare un focus su quelle che sono le difficoltà di far inserire il mondo femminile in queste discipline: scienze, tecnologie, ingegneria, arti e matematica. I ragazzi in un primo momento, coadiuvati anche dal supporto dei docenti che hanno anche loro partecipato a questo progetto nell'ordine della loro formazione, sono stati prima formati i docenti e poi la ricaduta della formazione è stata a vantaggio dei ragazzi, che hanno partecipato ad un hackathon che si è svolto a maggio dello scorso anno, o meglio del 2020, dello scorso anno scolastico, qua nel nostro istituto. Poi dalla selezione di questa hackathon i ragazzi, il gruppo vincitore, sono andati a Marsala la scorsa settimana, anche lì un'altra maratona, sempre sotto forma di hackathon, ha dato la possibilità ai ragazzi di cimentarsi nello sviluppo di un'idea progettuale, e ha visto come protagonisti proprio i miei due alunni Siria e Flavio, che hanno
generato un prodotto che a quanto pare vigente, che ha coinvolto e ha dato lustro, insomma, alla loro idea, tant'è vero che è risultato vincitore. Orgogliosissimi, chiaramente, dico, la scuola è orgogliosa del lavoro che hanno svolto, anche perché dico meritato, considerato che intanto sono state coinvolte più di 40 scuole italiane del sud Italia in questa maratona, e poi loro hanno vinto tra più di 1300 studenti partecipanti, quindi dico un risultato davvero eccezionale. Lascio la parola a loro due, che spiegano meglio il progetto. La Maratona STEM per noi è stata un'esperienza bellissima, dove la collaborazione e l'impegno si sono uniti al divertimento. Infatti il nostro punto di forza è stata appunto l'unione che c'è stata tra noi e i nostri compagni del team, con cui abbiamo fatto amicizia. Il tema della sfida era ridisegnare una città inclusiva costruita a favore della parità di genere. Abbiamo pensato che una soluzione potesse essere il cinema, che ci potesse aiutare a sconfiggere tutti questi stereotipi e pregiudizi che si danno. Infatti, se gli adulti vengono corretti, anche noi possiamo cambiare. Durante questa esperienza irripetibile abbiamo avuto l'occasione di permetterci a osare e conoscere anche il mondo della robotica e il nuovo mondo, ecco. Allora, la mostra allestita ci ha permesso di giocare con dei bracci robotici e dei robottini didattici di ultima generazione. In conclusione del nostro servizio, ecco, quale sarà il futuro dell'attività, Preside? Allora, innanzitutto bisogna dire che i ragazzi hanno vinto il premio, ma in che cosa consiste? Il premio consiste in un viaggio che faranno in una delle città delle scienze, quindi Flavio e Siria si recheranno in questa città che ancora non è stata individuata nella prossima primavera. Tengo a precisare che il progetto è stato condotto da un team digitale della scuola. Qua abbiamo due rappresentanti, la professoressa Serena Battaglia e Floriana Lomascolo, che hanno dato la possibilità a questi ragazzi di partecipare, anche perché li hanno preparati. È stata una bella esperienza, velocemente, a conclusione del servizio. Fantastica, anche perché mentre i ragazzi si occupavano di questa maratona, di questo hackathon, noi insegnanti siamo stati occupati in una occasione di formazione ulteriore per analizzare il curriculum di istituto e pensare delle attività in verticale da fare in futuro. Soddisfatta anche lei? Sì, soddisfattissimi. A Realmonte cerimonia di consegna degli attestati agli alunni che si sono esibiti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico con il presidente Mattarella e il ministro Bianchi a Torino, e strumenti musicali per le famiglie meno abbienti. Vediamo. Abbiamo voluto conferire un encomio ai ragazzi e ai docenti dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Noi lo diciamo sempre, vogliamo andare nella direzione della bellezza. E quello che è stato fatto da questo istituto, che è guidato da una donna che per noi, lo diciamo sempre, una donna illuminata che accompagna questi ragazzi non solo in un percorso didattico ma anche in un percorso virtuoso, dove i valori stanno al centro di tutto, della bellezza, della cultura, della legalità. Ecco, è stato per noi un orgoglio enorme, un grande onore poter avere i nostri ragazzi ad inaugurare l'anno nazionale scolastico dinanzi al Presidente della Repubblica, ed è per questo che l'amministrazione comunale ha voluto dare questo riconoscimento all'Istituto Comprensivo nella persona del dirigente scolastico, ai ragazzi e al gruppo docente che hanno collaborato a questo progetto, alla realizzazione di questo progetto. Abbiamo anche pensato alle famiglie fragili, quindi abbiamo donato degli strumenti musicali che la scuola potrà utilizzare e dare in comodato d'uso alle famiglie non abbienti, quindi un percorso virtuoso a 360 gradi che va in direzione della bellezza e della legalità. Siamo molto orgogliosi oggi per questo grandissimo risultato che l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte ha raggiunto. Ringrazio la preside dottoressa Fazzi e il sindaco Sabrina Lattuca. Oggi è stata un'occasione per riunire tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto sulla legalità, i nostri 100 passi, assieme all'amministrazione comunale che ci ha sostenuto in questo percorso anche economicamente. Abbiamo pensato di riunire tutti questi ragazzi che tra l'altro hanno avuto il grande privilegio di esibirsi davanti al Presidente della Repubblica a Grugliasco in occasione di Tutti a Scuola, l'inaugurazione dell'anno scolastico.
La provincia di Trapani piace sempre di più agli stranieri, è il dato che è emerso dal report presentato ieri dal distretto turistico Sicilia Occidentale. C'è il servizio. Col brand West of Sicily, perché distretto turistico, insomma, non si sa cos'è. Esatto. Mettiamoci nei panni di una persona che viaggia. Ecco, il brand e anche il naming è frutto dello studio di professionisti del settore che hanno detto inutile parlare di distretto turistico. Quello che mi ha davvero stupito immensamente è l'accoglienza delle persone, tutti che cercavano di dirmi qual era la cosa più bella da fare, la cosa migliore, dove andare, e con un sorriso immenso che mi ha davvero fatto sentire in un posto straordinario, casa. So the people so far are what have really made it for me. Okay, I'm from Chile, even though I live. Sono un avvocato specializzata in diritti umani e quello di viaggiare per me è scoprire le persone attraverso i viaggi. Decisamente quello di cui scrivo sono le persone che incontro dal punto di vista umano e la Sicilia per me è davvero tanto interessante, quindi scriverò di questo. Noi siamo contenti di accogliere il primo International Fan Trip in Sicilia Occidentale. Arriveranno, anzi sono già arrivati 12 travel blogger da tutto il mondo, non solo dai paesi europei ma anche dall'America, dal Canada, dalla California, e loro sono qui invitati da noi per raccontare attraverso i loro canali, i loro blog, i social, questa esperienza di viaggio nella West of Sicily. Li porteremo per 5 giorni in giro per la Sicilia Occidentale, faremo vivere loro tantissime esperienze, faremo vedere dei posti fantastici e quindi racconteremo anche una Sicilia occidentale che si può vivere con entusiasmo, con bellezza anche fuori stagione, anche ad ottobre. E siamo contenti, diciamo, che è un processo, è un'azione di internazionalizzazione, stando a casa nostra e facendo arrivare queste persone che hanno tutti insieme milioni di follower. Loro viaggiano, poi lo fanno per mestiere, con una macchina fotografica, con una telecamera che poi spesso è il telefonino, e attraverso quello fanno vedere in tutto il mondo dove sono e cosa stanno facendo. Di questo io devo ringraziare tutti i comuni che aderiscono al distretto e che hanno creduto da sempre in questa iniziativa sinergica, perché l'unione fa la forza e tutti insieme possiamo dire di avere creato veramente una destinazione turistica. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.